giorno all'improvviso! Un giorno all'improvviso! Mi innamorai di te! Mi innamorai di te! Il cuore mi batteva! Il cuore mi batteva! Non chiedermi perché! Non chiedermi perché! Di tempo ne è passato! Il tempo ne è passato! Ma sono ancora qua! Ma sono ancora qua! Che canto le montini! Che canto le montini! Dai corri per gli ultra! Dai corri per gli ultra! Ale ale ale! Ale ale ale! Ale ale ale! Sei tutto per me! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te! Il cuore mi batteva! Non chiedermi perché! Il tempo ne è passato! Ma sono ancora qua! Che canto alle montini! Dai amici per gli ultra! Ale ale ale! Ale ale ale! Ale ale ale! Sei tutto tu per me! Ci siamo. Il regular season finì 10-1 per il Partizan Cardano, ma quello era un Montini che aveva 0 punti, veniva da 3 sconfitte su 3. Questa è un'altra squadra che oggi è qui a giocarsi il playoff dopo una rivoluzione attuata dopo Natale, tanti bei successi, scontri decisivi, vittorie contro la prima e la seconda, battuti sia il Conti che il Vittorio Veneto, e oggi c'è questo match per entrare tra i grandi. Buon pomeriggio da Gianmarco Cervi, amici della Lega Squadre Superiori, benvenuti al Pala 1 dove sta per cominciare questo anticipo di semifinale. Chi vince gioca col Marie Curie per poter accedere alla finalissima. Le squadre sono già disposte sul terreno di gioco, gli ordini del direttore di gara, il signor Papa. Il Partizan Cardano che attaccherà da sinistra a destra, dall'altra parte il Real Montini. Ricordiamo che al Cardano basta il pareggio in virtù della miglior posizione in classifica. Sono arrivati i quarti, quinti i ragazzi del Real Montini che oggi cercano l'impresa. Cardano in campo con 2 new entry, mancano Pio Loco e Biolcati. Sono Golini, Marchesei, Del Papa, Garofalo, Vaglia, Formignani, Mai e Cerni. Dall'altra parte Sicignano, Tonti, Tettamanti, Frigoli, Raimondi, Alberici, Falaschi, Martinelli. È già iniziata la partita, prima occasione subito per il Montini, il corner che viene battuto e poi messo fuori. C'è Falaschi dalla rimessa laterale che la mette al centro, il problema è che attraversa tutta l'area e finisce fuori dall'altra parte. Batte Formignani, Garofalo di prima per il Soldato Vaglia che non può tenerla in campo, la rimessa è per il Real Montini. Falaschi subito per Frigoli, posizione di sparo, il tocco per Falaschi che calcia! Marvin Main, calcio d'angolo, si salva ancora, poi la palla dentro e subito Frigoli a portare avanti Sicignano a portare avanti il Real Montini di rapina al centro dell'area. È già 1-0 con il gol di Sicignano che poi esulta alla Simone Pepe. 1-0 Real Montini. No, ha risposto subito alla grande portando avanti i suoi. Recupera palla Falaschi, si ritrova Frigoli, Falaschi sul destro, calcia! E sono già 2 per il Real Montini. È già 2-0 da Frigoli e Falaschi, gran diagonale, mai è battuto. 2-0, che partenza del Real Montini. L'avevamo detto, un'altra squadra rispetto all'incontro di regular season. È già 2-0. Attenzione a Formignani sul pallone, calcio di posizione per il Cardano. Formignani va in porta, Tettamanti, rimessa laterale. Poi il lancio lunghissimo di testa Frigoli, la tiene anche in campo, la mette dall'altra parte, il pallone non è uscito, Falaschi lo tiene in campo, poi Vaglia scivola, pallone sul fondo, rimessa per Mai. Anticipo di Raimondi, pallone sul destro, Raimondi calcia, deviazione, ancora cross per Vaglia che controlla e batte Tettamanti. La già riaperta il Cardano, 2-1 con il Soldato Vaglia quando la situazione è difficile. Il Soldato Vaglia si carica la squadra sulle spalle, 2-1, partita riaperta. Il lancio per Frigoli che la gira di testa sul fondo. Che occasione per il 3-0, l'ha toccata Mai Marvin e calcio d'angolo, allora una grande parata questa. Poi il pallone per la conclusione di Cerni, Tettamanti in calcio d'angolo. Ancora Cerni dalla bandierina, il cross all'indietro per Vaglia di prima sul fondo. Poi Tonti lo chiude, arriva anche Raimondi, Frigoli contropiede, Martinelli per il 3-1, Martinelli!
3-1 Frigoli, 3-1 Montini con Martinelli, contropiede perfetto, palla recuperata, 3 passaggi ed è 3-1 con il solito Martinelli, ma manuale di contropiede Davide, davvero. Pagina 3 del manuale del calcio. Martinelli recupera palla sul destro, traversa! Mamma mia, che gol sta facendo Martinelli! Si supera mai Marvin, la mette in calcio d'angolo con l'aiuto del legno. Contro Cerni, il cross per Cerni, Martinelli la porta via, contropiede, è 3 contro 1, Martinelli serve Frigoli per il 4-1, Frigoli se lo divora! E poi subito dall'altra parte con Marcheselli sul destro che calcia, chiude Raimondi. Raimondi che giocata, però è sul destro e c'è il gol di Raimondi, è il 4-1 dopo una grande giocata, palla al piede, il tocco di punta qui non impeccabile Marvin Mai, bisogna dirlo, gol meritatissimo, strameritato per Raimondi che non è certo un gol ad ore. 4-1 Real Montini che sta giocando un primo tempo perfetto. Adesso Cerni dentro per Formignani, la palla in rete, il 4-2 del Partizan Cardano con Formignani che batte un non impeccabile Tettamanti e accorcia le distanze del Partizan Cardano. Pallone per Garofalo, attaccato, gliela porta via Martinelli, subito per Frigoli, contropiede Frigoli, ancora per Martinelli, per il 5-2 sul fondo! Martinelli, che occasione! Per Garofalo, punta Martinelli, la perde Garofalo, Martinelli, c'è Frigoli al centro, servito Frigoli addosso a Mai, non è giornata per Frigoli. Poi Tonti in anticipo, Cerni calcia sul fondo, sul duplice fischio del signor Papa. Squadre a rifiatare per qualche minuto, Super Montini avanti 4-2, break super spot. Si riparte con Cerni che calcia subito, Raimondi respinge ancora Cerni, dentro pallone per Garofalo sul fondo, con deviazione però, calcio d'angolo per il Partizan Cardano, Garofalo dalla bandierina. Luke sbagliato, recupera Falaschi, Martinelli se ne va, Martinelli prova a saltare il portiere, il pallone rimane lì, c'è un placcaggio qui. Non secondo il direttore di gara, poi riesce a uscire il Partizan Cardano, Garofalo va via, Garofalo calcia, Tettamanti, il dribbling deve andare dall'altra parte Martinelli, poi cerca di verticalizzare, chiude Formignani subito in avanti per Vaglia Raimondi, esce Raimondi, pallone sul destro, calcia Raimondi, Mai Marvin si alza un campanile, ancora Raimondi, la tiene lì, lotta Raimondi, di testa Vaglia per metterla fuori, contropiede c'è Cerni, Martinelli e poi riparte Martinelli, 1 contro 1, il tocco per Alberici, ancora al centro per Martinelli, cosa hanno fatto? Ma cosa ha fatto Martinelli? Apre e chiude l'azione, ruba palla, via il contropiede, poi il tappino porta vuota, 5-2 Real Montini con un super Martinelli, super. Martinelli la agguanta ancora, è 1 contro 1, va via secco Martinelli, pallone al centro, facile per Alberici sul palo, a porta vuota, fallisce il 6-2 il Real Montini. Girarsi Frigoli, pallone dentro, buono per Alberici! E sono 6 per il Real Montini con il gol di Alberici sull'assist di Frigoli che se non può segnare allora fa segnare gli altri. 6-2 Real Montini con il gol di Alberici. Garofalo sul pallone, è uno schema per favorire Vaglia con il tacco per Formignani che calcia addosso a Tettamanti. Il rilancio lungo subito per Garofalo, chiude tutto Raimondi in palleggio, pallone per Frigoli, vediamo se ce la fa Frigoli addosso a Marvin Mai, non ce la fa Frigoli oggi, non riesce a segnare, ancora corner, lo stesso Frigoli della bandierina per Raimondi, ancora lui è il migliore dei suoi oggi, nettamente per distacco, eccolo il 7-2 Real Montini, ancora con Raimondi, rientrato, adesso Cerni dentro per la conclusione, poi Del Papa, il pallone in rete, dopo un batti e ribatti in area, chiude Del Papa, il gol del 7-3. Cerni, punta la porta, calcia in diagonale Cerni, 7-4, attenzione, l'ha appena detto il capo ultra, non stacchiamo la spina, e arriva il gol di Cerni per il 7-4, gran giocata diagonale col mancino, attenzione, perché si sta riducendo il vantaggio quando Frigoli calcia e Marvin la mette in calcio d'angolo. Martinelli non calcia, Martinelli converge, deve andare sul mancino, attraversa tutto il campo Martinelli, poi serve Frigoli, c'è avuto solo Siciliano, Frigoli va a calciare sul fondo, non gliel'avrebbe mai passata a Siciliano. Frigoli se la va a riprendere ancora una volta, poi dentro una gran palla per Martinelli che fa sedere Marvin e mette dentro l'8-4. Martinelli, tripletta per Martinelli, si porta a casa il pallone ancora una volta, che giocatore!
Tettamanti lungo per Frigoli che controlla, tiene anche in campo, bravissimo Frigoli che lotta, meriterebbe il gol, però Frigoli, altro assist bellissimo per Martinelli che la lascia lì ad Alberici, scherza anche il Real Montini, arriva a 9 reti, grande azione, Frigoli, Martinelli, Alberici, doppietta anche per lui e 9-4 per il Real Montini che si sta ampiamente vendicando della batosta subita in regular season, sono 9. Poi Cerni addosso a Tettamanti, contropiede Martinelli, ancora Montini in avanti, dentro per Frigoli, Frigoli, ce l'ha fatta Frigoli, sono 10, il gol di Frigoli che chiude la gara e io ho perso 200 euro perché avevo scommesso sul gol di Frigoli che invece me l'ha messa in quel posto, scusatemi il francesismo. 10 gol per il Real Montini che trionfa in questo playoff, giocato splendidamente, alla fine l'ha messa la firma anche Marco Frigoli. Attentissima per Alberici, c'è Frigoli dall'altra parte, non lo serve Alberici. Time's up, finisce 10-4 per il Real Montini che accede alla semifinale contro il Marie Curie dove andrà a giocarsi l'accesso alla finalissima, semifinale invece della Coppa per il Partizan Cardano che esce sconfitto e delusissimo, basta guardare Vaglia in questo momento che esce dal campo subito senza neanche salutare, sarà semifinale contro la vincente del playout, Super Spot.